No, non mi sono pentito di nulla. Se dovessi riscrivere il libro, lo riscriverei così come l'ho scritto 100 giorni fa. Così il generale Vannacci qualche settimana fa ospite a Ring. Non si pente di nulla e verrà infatti a presentare il suo libro a Castelfranco Veneto dopo l'annullamento di Verona. Un evento che ha fatto scattare la polemica già montata quest'estate dopo che Clara Batangelo, libraia alla Ubic, aveva deciso di non vendere il libro del generale, affiggendo anche un cartello provocatorio in vetrina. E proprio alla Ubic si terrà un controevento dal titolo Anca no, quarti d'ora d'aria, in cui puoi dire le cose che pensi, presente anche il consigliere del PD Andrea Zanoni. Parleremo di solidarietà, parleremo di tutela dell'ambiente, parleremo di rispetto dei diritti di tutti i cittadini, senza fare discriminazioni, senza fare differenze. Un'occasione di confronto e dibattito aperta a chiunque voglia partecipare, nata in risposta al post Facebook del generale che invitava Clara Batangelo a partecipare alla sua presentazione. Risposta che non si è fatta attendere, generando un botta e risposta social, nonché la creazione del controevento che si terrà in contemporanea con la presentazione del libro di Vannacci all'Hotel Fior e che comincerà un minuto dopo la presentazione del libro del generale previsto per le 20:45. Non una contestazione, fa sapere Zanoni, ma uno spazio per dimostrare che esiste un'alternativa a chi non riconosce la crisi ambientale e vuole una società basata sulle discriminazioni. Lui è un uomo dello Stato, lui dovrebbe essere dalla parte di chi tutela la fauna selvatica, l'ambiente e di chi tutela anche i diritti delle minoranze, perché tutto questo è previsto dalla Costituzione italiana. Lui, per carità, siamo in un paese libero, può anche parlare della nostra Costituzione, ma lo faccia da cittadino. Se vuole farlo, si dimette da generale e lo fa da cittadino. Non può tenere i piedi in due scarpe.